L'Igor Gorgonzola Novara rialza la testa in una delle sfide più attese della stagione, quella contro la Savino del Bene Scandicci. Sulla panchina delle toscane c'è infatti Massimo Barbolini, campione d'Europa proprio con le azzurre, il che ha reso ancora più affascinante una sfida sulla carta equilibrata. E così è stato, perlomeno nello sviluppo dei parziali, tutti tirati e contesi da entrambe le formazioni. Il match però lo porta a casa Novara con un rotondo 3-0, liquidando la Savino del Bene con i parziali di 25-22, 25-23, 25-22. Prova corale per le ragazze di Lavarini, trascinate soprattutto dalla qualità di Herboz e Bosetti con 29 punti totali in 2. Scandicci che ritrova una Magdalena Stisiak a pieno regime, ma non bastano i 16 punti della polacca per mettere da parte un periodo magro di risultati. Novara riprende così la corsa in campionato e si proietta nel migliore dei modi alla bolla di Champions League, mentre proseguono i lavori in corso per Scandicci. La Savino del Bene incappa infatti nella quinta sconfitta del nuovo anno, con la speranza di tornare presto protagonista in questa Serie A1. Sì, era una bella tornata per la squadra dopo Monza. Abbiamo giocato insieme, abbiamo giocato molto forte, molto forte, quindi sono contentissima.